Che caldo boia, sì, è iniziata l'estate. No, allora ho acceso la camera perché volevo lasciare un messaggio, ok? Una cosa così che mi è balenata in mente, perché ci sono tante cose nella vita che sono veramente accessibili a tutti, cioè a chiunque, cose particolarmente semplici, però cosa succede? Per semplice coincidenza, diciamo, quasi nessuno le pensa, le raccoglie, no? Quindi, stringi, cosa ho raccolto io in questo momento? So che sembrano cazzate da dire così, ma in realtà fidati che sono le formule per creare la tua vita, per vivere al meglio la tua vita. Cioè, sembrano sciocchezze, in realtà sono solo istruzioni su dove andare, dopo il come andare ovviamente lo fai tu, ovvio, però il più o meno dove andare, la direzione, no? Allora, mi sono accorto che io sì faccio un lavoro stupendo, in teoria ben remunerato e tutto quanto, però insomma a volte ci spendo delle ore, insomma, a volte vado anche oltre le 8 ore. E allora mi dico, ma allora forse ho sbagliato qualcosa, perché la mia idea di felicità, di libertà, allora forse è andata a sbattere, è andata a fare un incidente da qualche parte, perché insomma se sono qua che sto lavorando a volte anche più di 8 ore, ho sbagliato qualcosa. In realtà no, vedi? In realtà mi stavo accorgendo, provando un attimo a osservare quello che stavo facendo, le mie emozioni e tutto quanto, il mio stato emotivo e anche fisico e tutto, che a me sto cazzo di lavoro piace, cioè il tempo che io dedico a far sta roba non è da intendersi come tempo di lavoro ossia sacrificio, perché nell'immaginario collettivo il lavoro è sacrificio. In realtà io spendo del tempo per una cosa che mi dà soddisfazione, mi dà compiacimento, un po' come quando ti dico che stai lì a spennellare o a suonare la chitarra così per hobby, no? Per me questo è praticamente un hobby, ok? E da questo hobby tiro su dei soldini, no? Hai capito? E quindi dico sì, magari c'è gente che lavora mezz'ora, un'ora al giorno, però magari fa un lavoro che magari è anche palloso. Io lavoro a volte un'ora, a volte 16 al giorno, dipende, eh, però faccio un lavoro che veramente mi diverte, mi piace, quindi è un po' come se stessi guardando la TV, cogli l'esempio, giocando all'Xbox, cose del genere, hai capito? Cazzeggiando su internet, cazzeggiando su Facebook, hai capito? E per me il mio lavoro è così, quindi dico anche agli altri sempre quella famosa formula, no? Del buon Tiziano Terzani, che era un giornalista italiano che adesso non c'è più, che sostanzialmente lui diceva, ovviamente ti faccio la sintesi, lui ci ricamava e enfatizzava decisamente meglio di me, però in ogni caso diceva che una delle chiavi per vivere una vita felice era quella di trovare un lavoro che ti piaceva. Perché? E qua il punto. Se tu trovi un lavoro che veramente ti piace, non mi piace, perché noi il lavoro che mi piace lo vediamo come accontentarsi, cioè come è il meno peggio, no? In realtà no, il lavoro che ti piace vuol dire una roba proprio che tu fai molto volentieri e che la faresti anche se nessuno ti paga, cioè la faresti gratis, ok? E lui diceva che se tu trovi un lavoro che ti piace in questa maniera, è come se non lavorassi mai neanche un'ora nella tua vita, hai capito? Proprio perché questa parola lavoro è intesa nel collettivo come, dicevamo prima, come sacrificio. Sì, poi lo so che non è facile. Io ho solo 39 anni, fra un mese ne ho 40. eh, Teoria direi che non posso insegnare niente a nessuno, in pratica, per quanto giovane io sia, ho avuto tantissime esperienze, o meglio la fortuna di vivere tantissime esperienze, quindi prove empiriche di come funziona la vita, di come vengono applicate le formule, e ho conosciuto tanta gente, quindi sono state ampliate queste cose, no? E ampliandole vivi delle esperienze seppur nella pelle degli altri, ok? Pausa che non mi ricordo più. Pertanto dico, parlando sempre del lavoro, io capisco perché ho visto, c'è gente che con tutto rispetto vive in delle città veramente bruttissime, proprio dei paesi delle periferie veramente invivibili, bruttissime, che non offrono nulla e neanche a livello lavorativo, sia come quantità che come qualità e varietà di lavoro.
Ragazzi, io adesso forse posso sembrare un po' l'esempio estremo di quello fiammato che va viva in camper, eccetera, però sai, quando lavoravo in Scozia o in Olanda, insomma, fai in giro per il mondo, sai quanta gente che ho conosciuto, ma anche qua a Jesolo quando facevo le stagioni, che veniva da tutto il mondo per farsi la stagione qui a Jesolo, oppure in Scozia, oppure in Olanda, oppure in Inghilterra, oppure alle Canarie, capito? E spostati dove c'è lavoro. Allora, questo ovviamente non vale per chi ha dei particolari problemi, tipo non so, vabbè, hai dei genitori che magari sono anziani, stanno male, o che ne so, ha l'amorosa che non vuole lasciarla, eccetera, ok, ma chi è, diciamo libero, ossia non incatenato per dei motivi, quindi appunto familiari, fidanzate, eccetera, eccetera, non hai alcun diritto di lamentarti che non trovi lavoro. Ti dico, arrivano dall'Africa per fare i lavapiatti. Sì, dopo tanti altri arrivano per rubare le biciclette, insomma chi ha di Esolo questa cosa bella capisce. Giugno 2022. Dopo aver introdotto un po' il pensiero alla formula di Terzani, la formula che io vorrei integrare e regalare a tutti quanti è il fatto di, tra virgolette, non accontentarsi, il che significa, tradotto, sei tu che devi adattarti alla vita, cioè non devi aspettare che ti arrivi sempre la pappetta pronta. Probabilmente sono stati i tuoi genitori che hanno sbagliato qualcosa e che hanno fatto sì che tu devi aspettarti sempre tutto pronto, cioè il lavoro vicino a casa, con lo stipendio in regola, le 8 ore, tutto quanto, c'è sempre tutte queste sicurezze e queste cose attorno al giardinetto di casa. No, assolutamente no, tu devi vedere un attimo com'è il mondo in giro e devi farti furbo e scegliere il meglio, mai accontentarsi, un po' come se ci fosse un grandissimo buffet, cioè a pasta qua conserva, no? Qua e magari lei scampi al pepe 10 metri più in là, porca puttana, alza il culo, facciavate i scampi.